profana di tutto e ho letto su un giornale che c'era un atelier che faceva perle qui a Venezia. Mi sono incuriosita, ho detto vado a trovarli e è iniziato così il mio rapporto con Venezia, e mentre facevo questo lavoro così di imparare a fare le perle ho pensato bene di approfondire la conoscenza un po' più della città, soprattutto la locanda al Montin che sapevo, famosa per molte vicissitudini e film, e ho deciso di, visto che potevo andare lì a trascorrere un certo periodo, mi sono portata al telaio e nello stesso tempo ho iniziato a tessere. È venuto fuori questo discorso delle maschere, perché io prima di tutto devo dire che nel mio lavoro ho messo l'amore che ho per Venezia, ho voluto metterlo nel lavoro. Adesso Venezia mi sta dando una grossa soddisfazione perché vedo che mi ricambia e sono qui in mezzo degli amici, tanti amici che ho, e quindi mi fa veramente piacere di poterla presentare qui in mezzo a voi. Grazie, grazie, siamo orgogliosi. Che mi commuove veramente.